Eccoci, buonasera. Come annunciato abbiamo la seconda puntata di Screenshot dedicata al secondo approfondimento su Friuli Doc. Stasera ci troviamo nella Piazza della Carnia, ci troviamo in Piazza Duomo. Cominciamo il nostro viaggio dall'alto, da Sauris. Sauris alta! Sauris alta! Sempre, intanto grazie al Friuli, grazie a Udine, grazie a tutti. Grazie a Telefriuli. Grazie a Telefriuli, logicamente. Stanno ridendo alle sue spalle, facciamogli vedere Francesco, stanno prendendo in giro, vediamo l'allegria che regna sovrana a Friuli Doc. Con quante birre avete portato? Quanti fusti? Quanti ettolitri? Il giusto, né di più né di meno, quello che serve. Non si rischia di consumarla troppo? Assolutamente no. Bisogna stare attenti. 2 anni ormai non possiamo rimanere senza, assolutamente no. È una festa bellissima, speriamo che riparte perché abbiamo tutti voglia che riparte, perché dopo 2 anni di Covid logicamente abbiamo voglia che riparte. Vedo che il Friuli come al solito arriva, siamo qua, guardatevi la piazza, è piena di gente, noi siamo contentissimi e noi facciamo quello che possiamo. Insomma, il ritorno della normalità, questo finalmente, senza restrizione della pandemia, finalmente diciamo. No? Finalmente siamo di nuovo vivi. Se non ci fosse il problema dell'energia, intanto pensiamo a queste 2 serate che ci dobbiamo fare e dopo penseremo anche al problema dell'energia, c'è poco da fare. Mi sa che quelli che sono dietro al banco stanno festeggiando più di lei in questo momento. Viva la... Sì. Io ho un team bellissimo che mi circonda da praticamente 20 anni, sono sempre loro, sono sempre i migliori e mi accompagneranno ancora chissà per quanti anni. Sempre benissimo. Rimaniamo sempre però ci sono tanti birrifici che sono cresciuti in questi anni artigianali. Il giusto. Come mai questa esplosione in Friuli? Ma perché va bene così, fino a quando si fa birra buona, perché no? Va bene così. Io sono sempre dell'opinione che c'è per tutti, l'importante è fare un buon prodotto. Questo che sto dicendo io. E fin quando si fa un buon prodotto c'è spazio per tutti quanti. La Zare augura una buona cosa a tutti quanti, in parole povere. Bene, allora Sandro ci può portare, perché dovete sapere che questa birra si abbina benissimo con la fumicatura dello speck e del prosciutto crudo, giusto? Esatto. E allora adesso piano piano ci avviciniamo. Allora, lui ci farà un po' da cicerone, Sandro. Appena. Prima parte, sì, appena, dai, andiamo. Ci dirigiamo in mezzo alla folla. Grazie Francesco che ci stai seguendo, puntuale. L'altro titolare dall'ufficio di Sauris. Siamo in diretta per Telefriuli. Bene, no? Sta andando bene? Ma credo che sia una bella manifestazione riuscita, un po' sottotono in un primo momento. Stiamo vedendo che comunque stanno arrivando le persone che ci hanno seguito gli anni scorsi qua e questo ci fa molto piacere in quanto siamo convinti che il lavoro che è stato fatto gli anni scorsi si sta manifestando, riproponendo nel modo più decente. Scelta vincente qua in Piazza Duomo comunque, no? C'è una piazza che... Ma guarda, sono 20 anni che veniamo in Piazza Duomo. Durante l'anno Piazza Duomo dovete sapere che è ben poco popolata, no? L'unico momento in cui, glielo dico da Saurano, visto che lei magari non conosce benissimo qua, l'unico momento in cui si popola realmente è Friuli Doc, ed è che con la carne, insomma, no? Perché voi siete abitué, no? Noi siamo abitué, come dicevo un momentino fa, da 20 anni. Allora... E quindi qualcosa sappiamo. Allora, dove ci porta? Ecco, siamo finalmente arrivati al Borgo del Prosciutto. Al Borgo del Prosciutto. Allora, Francesco, andiamo da questa bella ragazza a intervistare, che ti chiami? Io mi chiamo Sara. Sara, cosa servite oggi? Allora, offriamo i prodotti di Sauris, rigorosamente Wolf, e niente, abbiamo riportato un piccolo angolo di paradiso anche qua a Udine. Ecco. Allora, magari affettiamo, no, qualche prosciutto anche per far vedere, insomma, la montagna. Assolutamente, certo. Lì se possono arrivare, avevo anche bisogno, perché dopo una giornata così intensa. No, volevo solo inquadrare, scusate, bere moderato è giusto, però attenzione, qua c'è un'immagine apocalittica. Io mi chiedo, scusate, fate un po' paura, Facciamo più paura per quello che facciamo nella vita. Ma chi è che guida? Capito, ma cosa fate nella vita? Noi siamo tutti giovani dottori commercialisti. Ah, quindi fate i conti tutto l'anno e poi c'è una sera all'anno in cui fate sballare i conti del portafoglio. No, i conti sono già chiusi e stasera si parla di altro. Mi raccomando, bere moderato comunque, cercate di... Cioè, chi è che guida qua? Siete in 6, non traditevi, come nessuno. Ma chi è che vi porta? Un signore di Nazareth sui 33 anni. Va bene, ok, lo conosco. Bene, allora, andiamo avanti.
Sandro, allora intanto qua stanno facendo il prosciutto, io vado dai cugini, non sono proprio cugini, ma da Ramandolo, Cazzo, no? Ramandolo è sempre Ramandolo, anche Ramandolo ci accompagna da tanti di quegli anni che... Ah, ma siete cugini proprio? Sì, siamo ormai cugini. Buonasera signori, buonasera, stiamo con Tele Friuli. Tele Friuli voleva farvi anche a voi gli auguri di un buon weekend e tutto quanto. Potrei anche lasciare il microfono praticamente. Beh, non stiamo a esagerare. E diciamo che lui è uno dei pionieri di Ramandolo. Ah, è un pioniere, un imprenditore. No, va benissimo. Perché è pioniere? Soltanto si presenti. Allora, io mi chiamo Silvano e rappresento una delle aziende che sono qua ormai da 20 anni che siamo qua, anche più. E nello stand abbiamo tutti i vari produttori, portiamo i Ramandolo e portiamo anche altri vini, tipo i bianchi secchi o gli spumantizzati, oppure portiamo anche i neri, quindi Merlot, Cabernet. È l'associazione Oro di Ramandolo che partecipa ormai da tanti anni. Abbiamo un ottimo rapporto con la Zare perché siamo ormai collaudati, infatti siamo sempre qua, sempre su questa linea. Ma lei ci fa vedere questo oro di Ramandolo, perché è chiamato oro di Ramandolo? Cioè, ecco, ci può spiegare? Mi porti? Sì, no, non occorre che mi versi da bere, No, perché no? No, perché sono in diretta, sto lavorando, a dire la verità, se no vengo fustigato. Non serve mica... Sì, va bene, sta prendendo una piega decisamente strana questa puntata. Perché si chiama oro? Oro perché il Ramandolo, che è un DOCG, quindi è dalla base Verduzzo, quindi c'è il Ramandolo, viene chiamato oro per i suoi gusti, per il suo sapore, perché ha un valore... Facciamolo vedere. Grazie, ringraziamo. Chiara? Chiara, ringraziamo. In pratica, Eccolo qua, guardate. oro di Ramandolo perché è uno dei primi DOCG dolci qui in Friuli, da tantissimi anni. E per la sua lavorazione naturalmente i disciplinari degli OCG sono molto restringenti e tutta la produzione dei vari produttori, qui ne vedete due ma ce n'è anche altri, devono seguire quel disciplinare. Oro di Ramandolo perché è un prodotto che vale oro per noi. Perfetto, perfetto. Bene, allora io la lascio così, fuori... Venga la telecamera che magari... Lui parla tanto ma non assaggia niente, non No, assaggia la attenzione, birra di Sauris, non assaggia attenzione, il Ramandolo. È un tipo figo, questa testimonianza è molto importante per scagionarmi all'interno della redazione, quello che dite, è che non assaggio durante le puntate, verrà portato da... Prosciutto puoi mangiarlo. Quello prosciutto sì, lo mangerò, anche berrò un bicchiere di vino, ma successivamente. Dove andiamo, Sandro? Un momentino che... No, lo so, ma magari andiamo anche dai cugini di Paolaro dopo, non lo so, le Andiamo allora conosco. alla cucina di carne a questo Cucina punto. di Carnia, la ringraziamo, ci vediamo dopo, più tardi. Bene, allora, Cucina di carne, noi seguiamo Francesco Snidero che ci fa vedere quante persone che stanno animando questo Friuli Doc, veramente tante, finalmente si può vedere la gente che sta vicino, seduta tra i tavoli, ecco, gli anni scorsi non c'era questa possibilità. Ma cosa devo dirti io? Finalmente sta passando tutto quanto, la gente incomincia di nuovo a vivere, noi vogliamo vivere con loro e quindi cerchiamo di essere integrati con loro in tutte le maniere possibili e immaginabili. E siamo qua, siamo presenti come tutti gli anni. Abbiamo capito che Sandro ci accompagnerà per quasi l'intera puntata. No, io allora... ti accompagno ancora da Franceschi. Ok, che sarebbe? Cucina di Carnia che fa dei prodotti eccellenti. Ah, che cioè quali sono i prodotti che andremo a vedere adesso? Forse è meglio che te li fai spiegare. Ah, me lo fa spiegare da lui. Intanto sto guardando che c'è qualcuno che sta girando anche la polenta. Andremo anche a vedere come si mescola la polenta. Ah, direttamente dalla polenta. Bravo Francesco che ha fatto vedere anche i piatti che andremo a vedere tra poco. Bravissimo. Noi andiamo come lo chiamiamo? Polentaro? Polentaro. Il grande Francesco De Franceschi. Il maestro. In diretta per Tele Friuli. Buonasera. Cucina di Carnia. Anche lui è un pioniere della festa di Friuli Doc. Esatto. Da quanti anni? Di 20 e passa. Quanti anni? 20 e passa? 20 e passa, abbiamo cominciato il mercato vecchio sotto i portici. Quanto è cambiato Friuli Doc? Bene, meglio in... Friuli Doc ha fatto una parabola ascendente
e adesso bisogna che si diano da fare perché sta facendo una parabola discendente. No, allora ci dia qualche suggerimento. È giusto che i produttori Suggerimenti a chi di dovere, adesso ognuno le sue considerazioni. giusto che ci sia anche la critica, insomma, perché si cresca. Andiamo a vedere un po' come si fa la polenta? Ci aiuta, ci dà una mano? Te li lascio a te perché io c'ho Grazie, lavoro. allora Sandro, Buona io la serata, saluto, ci la vediamo saluto dopo. Sandro e intanto andiamo a vedere. Allora, intanto vedo una cosa fondamentale, la crosta. Perché la crosta è così importante? La crosta è fondamentale perché è quella che regola la cottura all'interno del prodotto, evita che si attacchi, fa la sua crosta, la sua pelle, la sua seconda pelle e praticamente riesce a mantenere, fa come da termometro, riesce a mantenere, da isolante, riesce a mantenere la parte interna con la parte esterna ed evita di bruciare, no? Quindi la crosta fa la sua parte di protezione, all'interno la polenta rimane bella asciutta, morbida, e all'esterno praticamente fa la sua crosta che la protegge. La parte alta che voi non vedete adesso è perché è stata già mangiata dai clienti. Capito. Una volta, insomma, i nostri nonni ci mettevano la crosta della polenta nel latte, no? E allora Oggi ho deciso che polenta. oggi ho deciso di fare Ramadan durante la trasmissione, non mangio niente. Sì, no, ho capito, ma se c'era anche un pezzo un rimanente, insomma, allora abbiamo un minuto prima che finisca questa prima parte della trasmissione. Sì. Ci spieghi un po' come viene fatta la polenta qua? Allora, praticamente noi stiamo usando la farina semi-integrale della carne di montagna, insomma, diciamo che sarebbe bene, i nostri nonni una volta miscelavano le farine, quindi c'erano le miscele più grosse, miscele più fini, dei chicchi diversi, anche delle zone diverse di produzione, quindi la polenta diciamo che con più qualità ha e più diciamo viene bene, infatti i nostri nonni tendevano a miscelare le farine. Proprio. Il rapporto Il acqua-farina? rapporto acqua è 1 litro d'acqua a 300 grammi di farina, dipende dalla stagione, dipende dal momento, perché se è un mais appena asciugato da poco tende ad asciugare in fretta la polenta, quindi stare attenti sulle dosi. Se è un mais stagionato dall'anno precedente è più strutturato, ha più bisogno d'acqua e quindi tende ad asciugare un po' di più. Durata cottura? 40 minuti. 40 minuti, lei sta facendo muscoli. È un pezzo che faccio muscoli. Da presentare alle donne. Com'è? I muscoli servono anche per fare bella presenza, sì. tartaruga per presentare. Ormai lì, ormai niente. Quest'anno che lo sposiamo, No, veramente? Purtroppo. Auguroni, benissimo, vede che l'ho parlato fortuna. Bene, allora noi ci vediamo per la seconda parte, la ringrazio. Sì, per un proseguimento tra i vari stand della carne. A tra poco, pubblicità. Aspetta, mi dai lui il... vai. Bene, bene. Sì, ho capito che è calda, signora. Calda la frittella, come era calda la mandorla. Allora, siamo tornati a Friuli Doc. Non è un momento di pazzia. Abbiamo una signora che con il campanaccio risuona. Sì, abbiamo capito. Sì, lei ci ha preso gusto, signora. Ecco, sì, no, l'ho capito che è diventata una protagonista in questa puntata. Allora, cosa vendete al vostro stand? Frittelle di mele. Questo abbiamo capito che vendiamo frittelle. Non c'erano dubbi. Allora, Strudel di mele crostate abbiamo le... Francesco, andiamo a far vedere qua. L'azienda Stefanutti di Enemonzo, grissini, fagottini, crostate ai mirtilli, tiramisù della casa, buonissimo, la crostata con la farina di polenta ai mirtilli. E poi abbiamo strudel di mele e strudel per cioccolato. Bene, la gente, vedo delle fettone allucinanti di tiramisù. Abbondantissimo. Costi economici? È più che economico, 3 euro la fettina. Lei è la prima volta che viene a Friuli Doc oppure è decennale? No, decennale con altre aziende. Soddisfatta anche quest'anno? Benissimo. Tanta gente, tanta voglia di divertirsi, di mangiare e bere finalmente. Bene. Dopo il lockdown. Bene.
Signora, se vuole facciamo un giro insieme anche negli altri stand. No, devo lavorare. Deve lavorare, bene, giustamente. Frittella, Ok, bene. frittella. Simone Caramaschi, ho vinto la mia scommessa, eh? La frittella, calda, Bene. calda. Signora, Vi grazie. saluto. Benissimo, Grazie mille. benissimo, benissimo. Oltre a far ballare so anche far suonare. Lo sappiamo io e Simone. Allora, andiamo più in là, andiamo a vedere. Buonasera. In fila per una frittella. No, No, per fresco. c'è anche il fricco qua. Sì. Ah, bene. Sì, sì. Buon il fricco. Buonissimo. Spero che lo fosse bene a Marco. Ah, beh, andando, sì. Bene, andiamo avanti. Qua c'è la latteria di Ovaro. Vediamo se qualcuno ci può fermare. Signora, vediamo un momento. Se riusciamo a prendere qualcuno della latteria. No, credo di no, perché sono tutti molto impegnati. D'altronde il fricco è uno dei piatti più gettonati. Allora ci spostiamo direttamente da Ovaro, ormai ne abbiamo fatte tutti. Ci spostiamo a un altro caseificio, in questo caso Valtagliamento. Buonasera. Oh, velocissimo, una cosa velocissima. Come sta andando? Come sta andando per Telefriuli? Qualcuno che mi sappia dire? Come sta andando? Bene, 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 sì, Soddisfatti? è una bella serata, è iniziato molto bene e speriamo nel tempo, quindi ieri è stata un po' così, o stamattina è stata un po' così, però le previsioni danno bello, quindi spero che ci divertiremo e sarà sicuramente un bel weekend. Quanti litri di birra avete fatto fuori fino adesso? Quante fette di formaggio? Se c'è qualche prodotto che è andato esaurito? No, speriamo. No, Dio, venerdì no, dai, speriamo che non esauriremo niente, o sì, non lo so, ma siamo preparati insomma per ogni evenienza. Però sì, saranno bene, quindi siamo molto contenti per ora. Prima volta no, siete abituati. Siamo abituati, per noi questo è il quarto anno. Formula che vince, si ritorna. Ovviamente sì, insomma, è chiaro che comunque ogni anno chi viene qui come cliente è abituato a trovare certi contesti e quindi cerchiamo ogni anno sempre di migliorare, però mantenendo sempre le nostre caratteristiche. Italiani, veneti, friulani, stranieri ce ne sono, insomma anche da oltre confine. Sì, Solo qua? sì, mi è capitato di avere a che fare con degli austriaci, con dei tedeschi, con dei francesi stamattina e direi che Friulidoc è sempre più attraente per la gente dell'estero, scusa. E quindi è un plus per la manifestazione, non è solo friulani che vengono qui a fare festa, ma è un valore aggiunto, ecco, riconosciuto anche fuori Italia. Bene, ringraziamo Caseificio Valtagliamento, giusto? Birrificio. Noi siamo il birrificio Casamarta, siamo con il Caseificio Valtagliamento. Ah, cercate di fare... Facciamo le cose insieme, siamo dello stesso paese, quindi è giusto anche portare fuori dalla carne, insomma, quello che è un'identità comune. Faccio la stessa domanda un momento, avevo fatto la birrificio della Zare. Per tanti birrifici è un'esplosione qua praticamente in Friuli, no? Sì, e devo dire anche che di tanti che siamo abbiamo una qualità parecchio alta. Mi è capitato comunque per lavoro insomma, di avere a che fare con altre realtà di altre regioni e anche di altri paesi e devo dire che ci difendiamo molto molto bene. Ti ringrazio, buona serata. Allora, noi proseguiamo questo viaggio, dovrebbero mancare 5 minuti alla fine della diretta, penso, 3 minuti addirittura. Bene, allora, che ne dite se andiamo a trovare anche qualche produttore, non solo, magari ci spostiamo direttamente da un caseificio all'altro, perché abbiamo capito, ma lo sappiamo tutti, insomma, che la forza della carne è soprattutto sul formaggio, no? Quindi uno dei prodotti, un'eccellenza insomma di questo Friuli Venezia Giulia. Magari direttamente ci spostiamo dalla Val Tagliamento, abbiamo visitato un po' vari posti questa serata, ci spostiamo da un'altra parte, andiamo a vedere. Buonasera, siamo in diretta per Telefriuli. Buonasera, dove siamo, dove ci troviamo, in che località? Noi siamo a Villa Santina, abbiamo un'azienda agricola, biologica, facciamo trasformazione di verdura. Come sta andando?
Ma a parte la pioggia di questo pomeriggio, adesso si sta animando bene la piazza e le vie di questa Udine, diciamo, di Friuli Doc. Cosa sceglie soprattutto la gente? Vediamo tanti prodotti, delle piccole chicche, confetture, sottoli, ma anche e soprattutto il formaggio che non può mancare. Sì, il formaggio non può mancare, soprattutto il formaggio di alpeggio, di Lamalga, abbinato anche alle nostre confetture, che è veramente un connubio perfetto. Bene, la ringraziamo. Allora, dobbiamo avere giusto un minuto per concludere la puntata. Mi sta facendo di sì Francesco, 2 addirittura, ci sta attrezzando la signora. Signora, cosa ha preso? Formaggio, questo l'avevo capito. Ma andiamo più avanti. Andiamo più avanti. Ecco, gente che voleva farsi intervistare. Oh, andiamo direttamente dalla polenta. Buonasera, per Telefriuli. Siamo andati dalla polenta prima di Paolaro, adesso ci troviamo qui a un'altra polenta. Dove ci troviamo? In che zona? Qui siamo a Socchieve. Viaggio Socchieve. Sì, zona della Come? Campania. Prego. E vi trovate bene qua a Friuli Doc? Come sta andando? Beh, oggi è stata una giornata piovosa, quindi però adesso il tempo è più bello, per cui vediamo tanta gente Vai, curiosità. viene, assaggia, guarda, chiacchiera, per cui bene, certo. Qua la polenta bella esposta che cercate solo di attirare l'attenzione. Bella calda, profumata, quindi anzi se vuole prenderne un pezzetto, guardi. Facciamo così. Cedo alla tentazione, se mi permettete, a voi telespettatori, perché voi siete ovviamente il giudice, ecco, e anche Francesco mi dice di sì, il signor sì, ovviamente l'ho scelto apposta perché venisse via con me oggi. Cedo alla tentazione di mangiare qualcosa alla fine di questa puntata, ho rifiutato tanti cibi, ma la farina di Socchieve non si può rifiutare. Esatto, giusto? esatto. Allora, lo prendo, qua, bello caldo, buonissimo, speciale. Io la ringrazio signora per averci ospitato nel suo stand. Grazie a voi, gentilissimi. Io ringrazio tutti voi per questa puntata di Screenshot, la chiudiamo qua, vi ringrazio. Domani, mi raccomando, torna a ora di pranzo dalle 12 alle 13 Daniele Paroni per condurre un'altra puntata direttamente da qui, da Friuli Doc, grazie a Simone Caramaschi e a Francesco Snidro che mi hanno seguito per questa puntata. Grazie, arrivederci.